Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci credi davvero, tu cadrai, risalirai e pian piano volerai. Honest life, we will start onesti. Honest life, we will start here. Honest life, we will start onesti. Honest life, we will start here. Come noi, stelle che ora brillano nel cielo, perché tutto splendido da quassù, da quassù. Honest life, we the stars. 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 Buonasera e un benvenuto a tutti voi che ci seguite da casa e a voi presenti in studio alla prima puntata di Protagonisti. Il nostro vuole essere un nuovo ed entusiasmante viaggio che ci porterà nell'arco di 5 puntate sui sentieri di vari argomenti: la biodiversità, la ludopatia, le tradizioni popolari, il benessere, l'alimentazione, tutto visto e filtrato con gli occhi dei più piccoli, veri protagonisti della trasmissione. Infatti i nostri bambini e i nostri ragazzi non sono stati istruiti su cosa accadrà loro, ma procederanno in maniera spontanea alle domande e alle sorprese, equilibrate in base alla loro età, nello sforzo di invertire il processo di adultizzazione che la società impone loro. Oggi la nostra puntata sarà sulle tradizioni popolari. Avremo in studio ospiti importanti con i quali scopriremo usi, costumi, musiche proprio della nostra terra. Ma prima di entrare in tutto questo è giusto che io vi presenti i veri protagonisti di questa puntata. Regia. Mi chiamo Pasquale Isabella, ho 7 anni, sono un bambino curioso, la mia pazzia è il calcio e la danza. Ciao, sono Roberta Riccardi, ho 7 anni, la mia pazzia è cucinare cibi squisiti e sono strasimpatica. Io sono Francesco Russo e mi piace andare sulla moto e portare le signorine. Sono Chiara Procopio, ho 6 anni e mi piace ballare con la maestra Antonella. Sono Adriano Donato, ho 4 anni e sono molto curioso. Vi farò divertire. Io sono Daniele Cannataro e ho 8 anni e io mi interesso in astronomia in generale, anche non solo quella del sistema solare, anche fuori, molto lontane anche. Se mi doveste scegliere, io vi farò divertire.
farò anche paragoni un po' divertenti. Sono Ettore, vivo a Montalto, ho 6 anni, la mia passione è leggere tanti libri antichi. Ciao, sono Sofia, ho 6 anni e mi piace leggere, scrivere, mi piace guardarmi allo specchio. Mi chiamo e non ho più paura, ma non ho tanto paura delle donne, anzi mi piacciono e vi farò divertire. Io sono Eleonora, ho 7 anni e mi piace studiare e colorare. La mia pazzia sono gli animali. Ciao! Sì, io mi chiamo Sara Celebre, ho 7 anni e tutti dicono che sono una Vispa Teresa. E la mia pazzia è youtuber, anzi, io sono una youtuber. Bene, bene, eccoci di nuovo in studio, avviciniamoci agli altri protagonisti della trasmissione di oggi. E prima di sederti, ciao Emilia, come va? Bene. Ti stai divertendo? Benissimo, allora, anche tu, bravo, allora, prima di andare avanti è giusto chiamare un compagno di viaggio, un professionista frizzante e gentile, che ci ha dato tanti aiuti, è vero? Lo chiamiamo? Sì. Signori, Marco Tiesi! Marco, benvenuto! Antonella. Benvenuto! Grazie. E grazie Fammi per risalutare. la collaborazione. Ciao belli, vai e vai, mi raccomando, forti, che poi sono imprevedibili i bambini, sono molto, a volte pericolosi per quello che dicono, quello che fanno, però sicuramente sarà divertente. Buonasera, buonasera e grazie. No, dicevo, certo che ci vuole un bel coraggio, per mettere su un programma del genere dove si ha a che fare con tanti bambini, chi è vispo, chi meno vispo, sembra meno vispo, ma poi davanti anche alle telecamere si sveglia È e non stata poco. una bella avventura, in questa avventura anche tu hai dato il tuo aiuto e ti ringraziamo grazie a te per le avermi sorprese coinvolto. che abbiamo fatto insieme. Oggi si parlerà di tradizioni popolari, Sì, Marco. sì. E sappiamo che le tradizioni popolari sono importanti e non devono essere dimenticate. Assolutamente. Se così fosse sarebbe un peccato, Assolutamente. in quanto queste ultime, secondo me, uniscono le nostre radici a quelle dei popoli che ci hanno preceduto, quindi Enotri, Certo. Itali, Morgeti, Sicoli, Lucani, Bizantini, Normanni e chi più ne ha più ne metta, no? Certo, certo. E quindi, anche se oggi le nuove generazioni rischiano un po' di mettere da parte le nostre tradizioni popolari, i nostri ricordi, invece dobbiamo salvaguardare quello che è il patrimonio culturale della nostra regione, della nostra provincia, se vogliamo vedere anche parlare con loro che sono della nostra provincia, però dobbiamo anche ricordare, io di questo ne vado orgoglioso, che proprio in Calabria è nato il nome Italia. Esatto, Nasce e proprio dal re Italo che aveva preso quindi... in pratica il nostro territorio, aveva Certo. conquistato la nostra terra e proprio da qui E poi abbiamo nasce... anche esportato un po' di nostre usanze che sono andate anche fuori dalla Calabria, per cui cerchiamo di impartire loro come poter al meglio salvaguardare il nostro patrimonio culturale e conoscere il nostro passato, perché se non conosciamo il nostro passato, ahimè, non potremo nemmeno progettare il nostro futuro. Infatti è così. Invece le generazioni di oggi sembrano disinteressati, in realtà è quasi come se fossero estranei a queste tradizioni. È vero. Ad esempio, se si chiede loro la tarantella, nessuno
la sa ballare delle nuove generazioni. Certo, certo. Oppure i cibi, ad esempio i maccheroni, i dolci e quant'altro. Certo, anche l'aspetto enogastronomico della nostra regione è importante salvaguardarlo. Però devo dire che ci sono sempre delle fasce d'età che tendono a mettere da parte quella che è la riconoscenza verso le nostre culture, verso il nostro patrimonio culturale, però al momento giusto poi riescono poi ad abbracciare nuovamente anche il folklore nostro calabrese, Esatto. e quindi? fortunatamente riescono poi ad avvicinarsi nuovamente. Allora, che dici Marco? Facciamo vedere i nostri incontri con i bambini fuori dallo studio a proposito di questo argomento? Con piacere. Che cosa conoscono e cosa dicono di questo argomento? Certo. Regia. Apro Marco? Sì, prego, avanti, avanti. Oh, che piacere, prego, accomodatevi. Ciao. Io sono Marco, tu chi sei? Adriano. Batticino. Bravo. Ah, queste erano 10. Tu sei? Francesco. Vai. E tu? Chiara, ciao Chiara. A te facciamo una mano invece, facciamo un baciamano, lei una principessa. Allora, te la conoscete, vero? Chi è lei? Antonella. La maestra, prego, maestra, ma voi due siete fidanzati? Sì. Ah sì? Sì. Da quanto tempo? Da quando eravamo piccoli. Ah, da quando erano piccoli, capito? Adesso sono diventati grandi, Marco, non li hai guardati bene, da quando erano piccoli. Quindi tanto tempo già che stanno insieme. Le tradizioni popolari, il maiale. Il porco, certo, Francesco, certo. Proprio perché noi per tradizione lo chiamiamo porco. Oh, è giusto, ma non in senso dispregiativo, ma perché si chiama anche porco. E gli altri tipi di piatti, altri piatti, altre pietanze che si fanno quando si uccide il maiale? Sì, vorremmo uccidere i dinosauri. Ah, i dinosauri, ma quelli si mangiano? No. Non si mangiano i dinosauri. Che ne dici? Anziché uccidere il maiale, uccidiamo un Sì. dinosauro. È meglio? Sì, uccidiamo. Il dinosauro. No, il maiale. Ah, maiale. Il maiale uccidiamo. No, poverino però. No, quello muore. Che Ascolta un po', invece i fusilli la nonna li fa? I fusilli al ferretto, al salice. Giusto, dico bene, ma... Giusto, sì, perché ci sono due Ma chi modi. li fa, la mamma o la nonna questa nostra? La mamma. La mamma. A me nonna. E tu hai visto, Chiara, come li prepara nonna? Non hai visto? Li hai visti già nel piatto, pronti per essere mangiati, vero? E invece tu, Adriano, non hai mai visto la nonna come li prepara? Sì. Come li fa questi fusilli la nonna? Belli. Belli, ma come li fa? Come li prepara? Allora, prende, che cosa? Che prende? Sale. Sale, poi Acqua. acqua, poi... Aspetti che vi disegno perché... Poi? Sale. Forse è la Acqua. farina ci vuole. Che No, la farina è per fare le torte. Ah, farina, no. Farina, Faccio no. pure la X. La X, cancelliamo la farina. Farina, quindi sale. Ecco qui. Bravi, bravi. Adriano, allora, come si fanno questi fusilli? Ma come vengono chiamati in Calabria qui da noi questi fusilli? Maccherò? Bravo! Ma mi hai detto, come hai detto? Maccheroni. Esatto! Mangiato i maccheroni e pure il microfono aveva mangiato. Bravo! Si dice maccheroni. Ok. Come diceva mia nonna, come dice mia nonna, se non altro. Ah sì, perché tua nonna di dov'è, scusami? Di Luzzi. E come dice? Come li chiama? Maccheroni. Abbiamo scoperto che non si parlano il francese. Un po' romani, pure un po' romani. Allora, avviciniamoci e diamo il benvenuto in studio
Marco ha Sì. due nonne meravigliose, due nonne, nonna Ida e nonna Carmela. Ecco le nostre nonne. Buonasera, 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 piacere, molto lieto. Ah, qui è tutto pronto. Qui Marco è tutto pronto perché a proposito di maccarroni, Sì. le nostre nonne ci faranno vedere in diretta come si fanno. Certo, E quindi- preparano in diretta adesso quello... Sì, adesso vediamo, iniziamo a prendere Allora. qualcosina. Nonna Carmela, allora così noi spieghiamo man mano che iniziamo a prendere le cose. Quindi da dove si comincia per poter fare i maccaroni? Allora, mi avvicino col microfono, faccio da valletta, posso? Grazie. Ah, grazie Marco. La signora si chiama? Ida. La signora Ida e la signora? Carmela. Ecco, così abbiamo distinto perché altrimenti poi non ricordo. Allora, chi spiega come il procedimento? Nonna Ida. Nonna Ida. Italiana. La più anziana, adesso litigano. Allora, nonna Ida. Bacinella, Sì? la farina e acqua. E poi si imbasta. Vedi che la farina c'è. Dai, basta. Adriano, hai Abbiamo visto sbagliato, che Adriano. c'è la Perché? farina? Perché? E tu invece cosa avevi detto? Che c'era La solo farina ci acqua vuole. e cosa più? Quindi ora imparerai che nei maccaroni ci vuole anche la farina. Ecco qua, qui si impasta, vedi Marco? Sì, un attimo che io sposto un po' di... Se dovesse servire poi Vabbè. me la chiedono. Eccoci qua. Poi. Si fa la pasta tutta quanta Si affinché impasta si, tutto quanto. si amalgama il tutto. Certo. Ovviamente viene inserita, viene aggiunta acqua fino a quando se no viene l'impasto... troppo morbide e non si fanno. Ecco, o troppo Un po' morbida dura. oppure troppo... Un po' durano un po'. Ecco, benissimo. Ma uova? No, Niente. c'è chi lo usa, c'è chi no. E qual è la differenza? Comunque questo è naturale. Ecco così, senso, molto semplice. Viene più duro. Ecco, viene più al dente Sì, sì. anche. Mantiene di più la cottura. Ingrossa, dopo cucinata si ingrossa dentro l'acqua, non con l'uovo. Sì, sì, invece sì, questo come fa rimangono. E quindi anche più morbidi. Io li Fin preferisco con quanto l'uovo. si amalgama, intanto, Sì. mentre le nonne iniziano ad No, impastare, lavorano, no, papariano, lavorano le nonne, lavorano qui. iniziano ad impastare. Io mi chiedevo, ma secondo te Marco, Sì. le donne di oggi Ah. hanno il tempo per poter deliziare i propri mariti o i propri familiari di queste arti culinarie molto succulenti? Le donne, tutte le donne, tu dici, le donne in Dico generale? in generale, a tuo avviso. Beh, a mio avviso dipende da quanto tempo abbiano a disposizione, se lavorano magari hanno meno tempo, ma c'è anche chi ama, nonostante il lavoro, anche per quelle poche ore che possono dedicare alla cucina, magari dedicarsi e preparare questi manicaretti per i mariti, questo bisognerebbe chiederlo più. Allora, voi li fate i maccheroni? Un attimo che mi avvicino col Sì. microfono. Un attimo vi lasciamo nonne, intanto che voi amalgamate il tutto, Buon lavoro. noi facciamo anche qui un po' di... Sì, con chi vuoi parlare, Antonella? Guardale un po' in viso, secondo te chi fa i maccheroni? Secondo me, già la signora mi ha guardata tu. Non so se era una minaccia oppure un no, non faccio i maccheroni, però non avvicinarti perché sennò ti spezzo le gambe. Secondo me la signora... Io no. No? È un altro piatto tipico calabrese invece? Sì. La frittata. La E la signora? La signora la vedo preparata invece, eh? Le polpette già. Maccheroni. Anche gnocchi? Sì. A proposito Marco di polpette, noi nella presentazione abbiamo visto la nostra protagonista Roberta che ha detto che sa cucinare. Andiamo a vedere che cosa sa fare Roberta. Chi è Qual è Roberta? il suo piatto forte? Eccola qui, Roberta. Roberta. E diamo il gelato a Roberta. Prego. Il tuo piatto forte qual è? Le polpette. E come si fanno queste polpette, Roberta? Allora, dobbiamo prendere il pane e lo sbricioliamo. Poi prendete della carne macinata e prendete l'aglio, un uovo
il formaggio e un pizzico di sale. Poi le lavorate. Sì. Poi dovete farle a pallina. Mettete un dito di olio nella padella e lo fate riscaldare. Poi mettete le polpette e poi si possono mangiare. Ecco la nuova generazione. Vedi, Queste sono vedi. i falsi miti quando dicono ma le nuove generazioni non sanno cucinare, le donne diventano professioniste e quindi sono impegnate col lavoro. Non è vero. Miscredenti. Invece tra Roberta, maccheroni e polpette mi è venuta la fame però. È vero, ma i maccheroni li mangeremo. Ah, sì? Le nonne le prepareranno. Grazie Roberta. Intanto, Sì? Marco, Dimmi. nel frattempo che le nostre nonne proseguono, perché ancora, guarda di Luca, fai vedere, ancora stanno impastando, non è semplice. Io credo che sia il caso di mandare un altro incontro che abbiamo fatto sempre noi. Insieme? Sì, che abbiamo fatto insieme. Sì, sì, sempre sui nostri bambini e sempre su queste tradizioni. Ci sto. Regia. Benvenuti. Ciao, io sono Marco, piacere. Tu chi sei? Ettore. E tu? Eleonora. Ci segniamo anche in... Ciao Eleonora, ciao Ettore. Simo. E voi due mi hanno detto che voi siete fidanzati. No. Io sono Come no? non lo conosco. Anche io. Allora, ma che informazione? No, scusate, un attimo soltanto, mi hanno dato Io un'informazione. sono fidanzato con un altro, non con... Ah, non con lei? No, ci conosciamo. E adesso come facciamo? No, perché allora, dato che... Forse c'è stato un errore nella scheda quando io vi ho fornito le schede. Vabbè, fidanzato Sofia. con Sofia e tu sei fidanzata con... Nessuno. Ah, con nessuno. Di dov'è nessuno? Vedi qua? Non con niente. Ah, con niente. Ah, non sei fidanzata proprio, sei single. Ah, ho capito. Però noi pensavamo che foste fidanzati perché serviva una coppia di fidanzatini con la carnagione chiara, con i capelli chiari, e allora abbiamo pensato, chiamiamo Ettore ed Eleonora perché ci sarà da fare questa trasmissione, magari ballare insieme, fare qualcosa insieme, e devono essere fidanzati. Ma non lo siete. Ma io credo che non fa nulla. No? Secondo me no. E se magari per quella trasmissione vi doveste fidanzare solo per la durata della trasmissione? Ascoltate, invece le tradizioni popolari che cosa sono secondo voi? Popolari, ad esempio, sapete la tarantella, che cos'è? Sì, lo so io. Che cos'è? Un ballo che la un piede poi l'altro. Vediamo come si fa, vediamo un pochino Eleonora come si fa. Così, quindi questo era un ballo che si faceva nell'antichità. Ecco, e voi potreste fare questo passo a due, questa tarantella a due. Provate un po', perché questo è inserito questo qui nella scaletta. Vediamo, tu fai, lui insegna a lui come fare. Vediamo, lui lo sa fare. 3, 2, 1, via! Perfetto. E invece i fusilli, siccome tu sai fare dolci, la pasta, quella fatta in casa. Io aiuto nonna a fare tutti. E come li fa questi fusilli, nonna? Io aiuto nonna a fare le orecchiette. Pure, sono pure delle Anche paste. quello, certo. Che non E i sono fusilli della come nostra vengono fatti? regione, Come però. vengono chiamati da noi i fusilli? In Calabria, come vengono chiamati? Maccheroni. Bravo! Oh, Sì, ma certo. che segniamo che Ettore conosce bene le tradizioni. E maccheroni in italiano, maccheroni. Ma in calabrese come li chiamiamo?
Mi sembra Ma Carlo, non ti sembra brutto? Carlo. È questo, è così, Bravi, è così, così. è così, bravi. Vedi? Anche loro conoscevano le tradizioni. Certo. Marco, Dimmi. che dici se mandiamo un attimo la pubblicità e sveleremo poi le altre cose più tardi? Sì, intanto vado a controllare l'operato delle nonne, non vorrei che i maccheroni poi spariscano prima del E tempo. io mando la pubblicità. Ci sto. Pubblicità. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me, yeah. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me, No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Shakira, Josie, Eleanor, Tagaji, get up. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove. Non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale. Quando la pioggia cade, cadi tu. Cercavo mare calma, ho trovato te. Tormento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto questa sera. Amore capoeira, cresciasse in una scena, come in una favela. Come in una favela. Che vedrai una sera come la tua schiena, vestita da sera, sciogli i capelli, poi balli un po' nera, come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla un po'. E dopo questo momento di danza, io sono venuta a chiederti che cosa avevi chiesto loro e cosa avevi visto. Io sono praticamente
mi sono fissato sulle loro mani mentre lavorano e mentre producono questa pasta fatta in casa magnifica, i maccaroni, ovviamente, come ci diceva prima anche il bambino protagonista, uno dei tanti protagonisti. E vedete cosa stanno facendo nonna Ida e nonna Carmela? Stanno lavorando col ferretto questa pasta, che poi, se non sbaglio, il ferretto può essere anche di un altro materiale, vero? Sì. Di salice, sì, questo salice, qui, questa vero? qui, nonna Sì, Carmela, sì, di sì. salice? Questo qua, il salice. Sì. Ecco qui. Guarda che queste qua non si trovano più, abbiamo fatto i ferri. E che differenza c'è tra il ferretto e il Forse salice? meglio. Bimbi, vedete, ma vi viene la fame vedendo questa pasta quasi pronta? Tra un pochino le nonne li prepareranno per tutti e li mangeremo. A proposito di maccheroni, sai, Sì. un tempo nei matrimoni i maccheroni erano il pezzo forte, diciamo, Sì. anche perché molto tempo fa, esatto, ascoltiamo Non che c'era- cosa dice nonna Ida. E per comprare la pasta c'era la farina. E quindi Era una quindi cosa tutto più, quanto in più casa. economico, ma il cibo era comunque gustosissimo. E non caspita. solo, nei matrimoni si ballava la tarantella. È vero. I nostri protagonisti Ettore ed Eleonora avevano ballato un po' la tarantella. Vero. Però noi abbiamo fatto una simulazione di un matrimonio che balla la tarantella con tutti gli invitati. Regia, guarda un po', guarda un po'. Che danza col vento come un'onda di lumari. E porta di capitli alla spagnola e si li vota la palermitana. Lo sai chi ti manca, bello si regina, lo stemma d'ore la sacra corona, lo stemma d'ore la sacra corona. Figliola chi ti merissa tu vaglia, vorriamo saccio di così ti figlia, da vita a camminata di la quaglia, quando cammini lume cori s'assottiglia, quando cammini lume cori s'assottiglia. E a mezzo mare c'è una villa nuova, li turchi si la giocano a primera, e a ninta c'è una bella figliola, di nome che si chiama Stilla Chiara, di nome che si chiama Stilla Chiara, e in stanotte luna balla una bella figliola, e danza col vento come un'onda di lumari, e danza col vento come un'onda di lumari. E porta di capitli alla spagnola e si li vota la palermitana. Lo sai chi ti manca, bello si regina, lo stemma d'ore la sacra corona, lo stemma d'ore la sacra corona. Aquila di Palermo, poi che splendori, che bella di Lisetti, cantoneri, quando ne escisti tu, ne esci soli, ne escirono verà gente che sferi, ne escirono veracci belle de che sferi.
ci ridasso a tia ed non piglio, voglio al letto e riposo non aiu, sperando mi fa giorno bella mutiglio, sperando mi fa giorno bella mutiglio. Ma non mi amore non rigetta mai, tutta la notte mi levo e m'assetto, e io sono all'occhi miei, non scende mai, e io sono all'occhi miei, bella non scende mai, e in stanotte luna balla una bella figliola, e danza col vento come un'onda di lumari, e danza col vento come un'onda di lumari. Poi di lontano, ma di vicino è una colonna d'oro, ma di vicino è una colonna d'oro. Mamma se non mi insuro, e un mila taglio, sottano focarillo, bella mi lampendo, sottano focarillo, bella mi lampendo. E da stanotte luna balla una bella figliola, e danza col vento come un'onda di lumari, e danza col vento come un'onda di lumari. Che dire tutto lo studio, maestro Cosimo Papandrea, benvenuto a Protagonisti. Se lo studio era tutto allegro. Aurora, ti è piaciuta questa tarantella? Sì. Tantissimo, avete ballato tantissimo. Sì. Abbiamo battuto le mani tante volte. Ecco qua anche più piccini, maestro. Veramente bello vedere i bambini ballare la tarantella, perché è una musica che gli appartiene a loro. Cosa significa quando un bimbo o una bimba di 5 anni balla la tarantella da ora? Significa che porterà avanti per 20 anni questa tradizione, questa cosa. E noi questo vogliamo, che si portino avanti le nostre tradizioni, che sono poi le più belle. Qui ci sono tante persone che ti vogliono fare tante domande. La tua musica è conosciuta non solo in Italia ma anche all'estero, il tuo canto, il tuo organetto e la tua lira calabrese, no? Inizialmente leader dei Sono Divino, dico bene? Sì, il primo gruppo nel 2005 che ho fondato è Sono Divino. Poi ci sono stati altri gruppi, abbiamo collaborato con altri. Successivamente ricordo i Taranta Project, giusto? Taranta Project diciamo sì, da qualche anno, perché poi ho seguito un mio progetto come Cosimo Papandrea, perché poi ci siamo. Però prima di Taranta Project c'erano stati Bassa Marea, che è durata un anno, ed era un'orchestra di musica popolare, eravamo 15-16 elementi, in sezione fiati, insomma un'orchestra. Poi c'è stato un altro gruppo che abbiamo collaborato con tantissimi musicisti, che si chiamava Caracol Full, Lumaca Pazza. Bello. Caracol Full, che anche lì è durato un annetto circa, poi alla fine abbiamo fatto l'unione in Taranta Project e abbiamo proseguito per 5-6 anni con Taranta Project. Bene. Collaborando con tantissimi artisti, con Cristiano De André, con Marcello Cirillo, con Eugenio Bennato, con Davide Van der Sfros, con Antonella Ruggero dei Mattia Bazzarre e tanti altri. Complimenti maestro, però adesso sono circa 3 anni
perché ha proprio un suo progetto, il progetto di Cosimo Papandrea. È già uscito il primo album e l'estate scorsa è uscita la sua raccolta live, dico bene? Sì, una raccolta live che abbiamo voluto mettere nel disco in un concerto dal vivo, registrando tutti i brani più importanti del mio repertorio, da Stella Chiara, Spagna, a Molinarella, a Citula e tanti altri, eccetera. Ora diciamo stiamo lavorando nel prossimo disco, vediamo un po' quello che succede. Noi attendiamo perché la sua musica ci piace, ci fa divertire, ci rallegra, e un grazie anche a Antonio Chiodo. Antonio, chitarrista, grazie anche a te. Maestro, in studio vorrebbero farti un po' di domande. Certo. Allora, vediamo, Giuseppina, vieni. Cosa vuoi chiedere al maestro Cosimo Papandrea? Ciao. A quanti anni hai iniziato a comporre? Ho iniziato a suonare l'organetto che ero piccolissimo, avevo 6 o 7 anni quando ho iniziato, poi la chitarra, poi la fisarmonica e poi andando avanti altri strumenti. Diciamo che a comporre melodie sui nostri brani, quando ho iniziato il primo gruppo con Sono Divino, da lì è uscita Spagna, è uscita Bella Figliola, che tanti chiamano Bella Figliola invece di Spagna, Stella Chiara, Molinarella, eccetera, eccetera. E quindi da piccolissimo? Da piccolissimo ho iniziato a suonare gli strumenti. Ok, grazie. E Sofia, vieni. Si è mai esibito all'estero? Allora, all'estero ci siamo esibiti in parecchie occasioni, in Irlanda, in Germania, in Francia, Lussemburgo. E, diciamo, con grande sorpresa abbiamo visto ballare veramente tantissima gente, coinvolgersi con noi nella tarantella, anche i bambini, anche dei bambini piccoli come voi che ballavano. Per noi è stata veramente una grande soddisfazione. Grazie. Martina? Salve, buonasera. Mi chiedevo quanta importanza dà lei alle tradizioni, essendo appunto uno dei maggiori esponenti? Quanto ha importanza ha per me le tradizioni, sono tutto, è la mia vita. E io come ti dicevo, da piccolo ho iniziato a suonare gli strumenti tradizionali, l'organetto, la chitarra battente, poi, perché ci sono 3 tipi di chitarra battente: c'è la 4 corde con lo scordino, la 4 corde normali, e poi c'è la 10 corde, quella che usiamo noi, quella più completa, la lira calabrese che si stava perdendo. Vedi, questo strumento che è stato importato dai greci, dai bizantini, diciamo in Calabria, che poi ha preso una sua identità, ovviamente un'accordatura magari diversa, un tipo di suonare, un modo di usare l'archetto. E ha una grande importanza per me la musica tradizionale, e l'obiettivo è quello di far avvicinare i giovani alla nostra musica, alla vostra musica, alla loro musica, perché ci appartiene a tutti. E noi stiamo facendo il massimo e penso che piano piano ci stiamo arrivando. Vediamo i bambini che ballano la tarantella, i bambini che ballano la tarantella è il cosa, massimo. è il massimo. Grazie maestro, vediamo se qualche piccolo vuole fare qualche domanda. Mamma quanti, ma abbiamo pochissimo tempo, dai Sara, vediamo intanto tu si fanno i maccheroni, dai. Dai, vediamo. Sono quasi pronti, guarda. Vieni, cosa vuoi chiedere? Vieni Adriano, dai. Fai un salto. Ok, vai, venite, vai, tutti e 3. Che cosa dovete chiedere? Quando è stata la prima volta che ti sei esibito? Cioè, che ti sei esibito a qualche parte? Sì. Come ti dicevo, io ho imparato molto presto a suonare l'organetto, e diciamo la vera e propria esibizione è stata, diciamo, quando avevo 15 anni, 16 anni, così, in qualche locale, che poi piano piano abbiamo fatto delle piazze, poi fondando i gruppi importanti abbiamo fatto piazze importanti, tipo il 1° maggio a Roma, il concertone del 1° maggio, nel 2012 l'apertura, nel 2014 il ritorno. Ok, Daniele, voglio dire, 14-15 anni ho iniziato a fare qualche. Ok. Quindi molto presto. Molto presto. Allora, chiediamo. Adriano, tu cosa hai da chiedere? Adriano. Allora vediamo Adriano. Quando era l'anno scorso, quando eri piccolo, che hai fatto 3 anni come me, quando ero piccolo io?
A 3 anni, allora interpretiamo, a 3 anni alla sua età, quindi quando tu eri piccolo maestro alla sua età, suonavi, iniziavi a suonare con questo, e questa è la domanda. Adriano, dai il microfono che ti rispondo. Io quando ero piccolo, alla tua età di 3 anni, ascoltavo la tarantella, ancora non la suonavo perché ero piccolino, poi piano piano ho iniziato a suonare l'organetto come ti dicevo, però lo ascoltavo molto e la ballavo anche, Adriano. Hai visto? Tu Adriano lo quindi sai. tu la devi ascoltare la musica, così poi imparerai anche tu a suonare l'organetto, va bene Adriano, Adriano? mi ascolti un attimo? Sì. Tu sai ballare la tarantella? Ok. Sì, ha detto di sì. Sì, la sa ballare. Ora vediamo Bene, Sara cosa da bene, da grazie Adriano, chiudere. grazie. Dove l'hai fatto il tuo primo concerto? Va bene, allora ti rispondo. Vai. Avevo risposto Sedetevi. prima, abbiamo fatto la mia prima apparizione in pubblico, ma il concerto penso più importante in assoluto Adriano. è stato l'apertura del 1° maggio a Roma, in piazza San Giovanni, il concerto del 1° maggio. Ovviamente poi ci sono state delle cose importanti che abbiamo fatto anche nel programma di Magalli con Marcello Cirillo su Fatti Vostri, e poi tantissimi concerti, da musicultura a tantissimi concerti e festival importanti. Bene, ringraziamo nuovamente il maestrimo Cosimo Papandrea e il suo chitarrista. Grazie a voi. Per essere stati con noi e alla prossima. Grazie, io ti voglio ringraziare per avermi invitato qui nel tuo spettacolo, grazie a tutti e spero che io volevo prolungarmi. I progetti per il futuro? E veloci perché siamo... Lo dirò piano piano perché intanto si fanno i maccheroni e li assaggiamo. Abbiamo altri sì, e ok. con piacere Allora. sicuramente. Ok. Progetti futuri, ora stiamo lavorando su un nuovo disco come ti dicevo. Sì. Ci saranno 10 brani inediti scritti da me e poi ci sarà il tour in America. Bene. Australia, Canada e Stati Uniti. In bocca al lupo, diamo Del insieme lupo. la pubblicità. Non Pubblicità. mancate, ritorniamo subito. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci qui insieme. Allora, a che punto siamo qua? Vediamo che tutti stanno fremendo per mangiare questi fusilli. Stiamo mettendoli nella pentola. Ecco qua, inquadriamo bene. Mamma mia, eccoci. Quindi, nel frattempo che i nostri fusilli di nonna Carmela e nonna Ida cuoceranno, noi mandiamo l'ultima candid di questa puntata dei nostri piccoli protagonisti. Allora, buonasera. Buonasera. Ciao, io sono Marco e tu ti chiami? Sofia. Ciao Sofia. Tu invece sei? Roberta. Pasquale. E Pasquale. Sofia. Chiamiamo Sì. Sofia, Roberta e Pasquale. I bambini se sanno che cosa sono le tradizioni popolari. Che sono le tradizioni popolari? Ne avete mai sentito parlare di tradizioni popolari? A scuola a me non me l'hanno detto. Non te l'hanno insegnata a scuola? Noi li stiamo studiando. Che cosa vi hanno detto? Ancora non ci hanno detto niente, però hanno detto che domani ce lo fanno svelare. Domani, allora poi per ci questo risentiamo, stasera. allora magari poi ci risentiamo con te Roberta, così vediamo. E invece tu Pasquale? Sono delle tradizioni molto vecchie, tipo i dolci che si fanno a Natale. Bravo, ad esempio i dolci. E come vengono chiamati questi dolci che si fanno a Natale? Ricordi qualche nome? Ad esempio le scalette. Quelle per salire. I turdini. E ora che è carnevale che cosa si fanno? Le chiacchiere. Perfetto, Roberta, Pasquale, sono delle usanze però vecchie. Lo Sì, sanno, quindi segniamo lo che sanno tutti i dolci, sanno. Lo sanno. È meglio che Siccome aspettiamo un
signore che deve venire Sì, per sì. la trasmissione. Questi qua non si possono mangiare. Noi adesso andiamo un attimo di là perché dobbiamo organizzarci per quando arriva questo signore. Ok, andiamo a telefonare. Mi raccomando, non li toccate perché sennò magari... Poi quando arriva lui che cosa gli offriamo? Che cosa gli offriamo poi? Invece quando arriva gli diamo il benvenuto. Dopo. Dopo, aspetta. Sempre questa mattina, guarda. Così te l'ha dato il permesso. Vede che è tutto mangiucchiato. Tutto mangiucchiato da Pasquale Isabella. Pasquale, non va bene. Ti cacciamo fuori. Perché hanno detto che anche Non ho detto già il nostro Come una pasta popolare. anche io assaggio. È buono. Ma veramente. Deliziosi. Sono uscita apposta perché Pasquale ha fame. È affamato. E sono anche buoni. Magari. Sì, oggi sono una bomba. Va bene, sì, si è risposto, ha detto che ora arriva il signore per fare il provino e quindi... Mamma mia, vabbè. Marco, ma qui come mai ci sono tutte queste briciole così? E questo c'è? Ecco. Ma c'è stato qualcuno, ragazzi? No. No. L'avete assaggiato? Sì. Avete assaggiato? Ma noi vi avevamo detto di non assaggiarlo. Pasquale una fame. Quando sentite il profumino l'ha mangiati. No, Li ho ma... mangiati prima lui. No, sapete perché? Siamo andati dall'altra parte. Abbiamo telefonato a questo signore che sta arrivando. Ha detto non mangiate questi dolci perché se no fanno un effetto Fa un strano. effetto strano. Mannaggia. Vabbè. Poi ve lo diremo. Poi ve lo diremo e lo capirete perché non dovevano essere mangiati, Marco, vero? Pasquale li ha mangiucchiati tutti perché gli piace. Ma questo vi basta proprio una mollica per questo effetto strano, capito? Vabbè, dai. Io l'ho mangiato solo il bordo e basta. Anch'io. Sono già per assaggiare pochissimo mentre lui l'ha mangiato tutto. Lui l'ha mangiato solo questo di qua. E lei quello di qua è tutto. Vabbè, poi vi diremo, ve ne accorgerete da soli. Vabbè, dai, non fa niente. Adesso salutiamoci. In bocca al lupo, alle ragazzi. prossime di in bocca al lupo vi faremo sapere. Ciao! Ciao Batti 5. Vai! Ciao Pasquale. Non dovevate, però non fa niente, dai. Speriamo che non succeda nulla. Arrivederci. E ora. Mamma mia! Avete proprio disobbedito! Quando vi abbiamo detto che non potevate mangiarli, non dovevate! Perché poi sapete cosa è successo con quei dolcini, però non lo possiamo svelare in questa puntata, ma lo sveleremo nella prossima, è vero? A te Pasquale piacevano tanti quei dolcini, hanno fatto proprio gola per mangiarli, vero? Bellissimo. Erano buonissimi. Sveleremo poi nella prossima... Anche tu li hai mangiati, bravo! Allora la prossima puntata sveleremo perché non dovevate mangiarli. Bene, in vernacolo si scrive raramente, anche se è bellissimo ascoltare le poesie con
le nostre paroline, i nostri detti. E a tal proposito io vorrei accogliere in studio due ospiti che mi stanno a cuore, che sono dei grandi amici e dei grandi professionisti, signori Sergio Crocco e Robertino Giacomantoni. Benvenuti qui a Protagonista e grazie per aver accettato l'invito, Sergio. È davvero, sì, è davvero un piacere. E allora, si parla di queste tradizioni popolari. Noi invitiamo i bambini, sin da quando sono piccoli, a non perderli e quindi a tramandarli, a portarli, anche perché sono cose belle. La poesia. Abbiamo letto molte poesie in vernacolo che hai scritto, ma soprattutto molto emozionanti e significative. Allora, da dove nasce il tuo scrivere? Credo sia una cosa congenita, sin da bambino cercavo sempre di mettere su righe quello che pensavo, poi quando mi sono fatto un poco più grande ho deciso di scrivere sia poesie sia commedie sia 5 libri, quindi credo sia un piccolo dono di natura che poi ho cercato di estrapolare e portare soprattutto a compimento all'attenzione del pubblico, che ovviamente è un pubblico cosentino, perché io scrivo prevalentemente in dialetto, difficilmente scrivo cose in italiano, ma lo faccio perché proprio per come dicevamo poco fa col maestro, dobbiamo cercare di preservare le nostre tradizioni, perché è davvero un peccato. A me dà molto fastidio che ci siano bambini che non conoscono la parola tappina o la parola flessura o la parola curria. Se vai a parlare con tanti ragazzi, anche ragazzi di 14-15 anni, non conoscono questo significato, ed è un peccato davvero, credo sia un peccato quasi mortale, perché le nostre tradizioni sono proprio le nostre radici, e senza, come diceva poco fa il maestro, e sono d'accordissimo con lui, senza le nostre radici non abbiamo nemmeno il futuro. Gli alberi cominciano a mangiare dalle radici. Da quando siamo piccoli, certo. Infatti è una cosa bellissima se riuscissimo a portarli avanti. Allora, io sono molto ottimista, perché comunque, poi alla fine i nostri bambini, per esempio le nostre commedie sono molto viste dai bambini, quindi alla fine a poco, senza arrendersi, anche le nostre tradizioni resisteranno anche ai computer, ai telefonini, ai tablet e tante altre cose. È per questo che noi in questa trasmissione abbiamo voluto i bambini, i veri protagonisti, in quanto sono loro il nostro futuro, e quindi sin da piccoli appunto si devono addestrare a queste cose, tra virgolette. Esatto. Ascolta Sergio, se è possibile ascoltare una delle tue poesie? Sì, io come dico sempre, io le cose le scrivo, ma poi le faccio declamare ad altri che sono molto più bravi di me. Uno dei miei migliori attori si chiama Roberto Giacomantoni. Roberto Giacomantoni lo conosciamo tutti, e le sue performance in tutti i vostri spettacoli sono elevatissime. Lui, io lo ascolto. Lo posso svelare in diretta, Roberto, il nostro segreto? Ti prego, guarda. Lo posso svelare? Se me lo concedi lo svelo. Ma volentieri, io sono in onorato. Pratica tra di noi c'è un affetto particolare, sin da quando eravamo bambini, vero Roberto? È verissimo, guarda. Allora. Ma poi tu sei di una bellezza incredibile, io lo voglio dire qui in televisione, in modo che si sappia in tutto il mondo. Sì, troppo buono Roberto, mi fai non solo di una bellezza, ma la bravura che ha dimostrato stasera Antonello è davvero molto bella. Vi invito davvero tutti, sia le mamme che i bambini, a farle un applauso sincero. Sergio, troppo buono. No, io sono la tua valletta. Perfetto. Allora, la poesia è Io Signo, e Sergio la scrive per descrivere la caratteristica della nostra terra, cioè persone che lottano, non si arrendono,
anche di fronte alle prove della vita. Picciri, ehi! Vi zampo sotto i roti, Perché noi vogliamo bene ai bambini, queste sono... Grande Roberto. Signor Rosito che spungia da terra e dice cogliami mo. Signor Milone di campo e di serra ed io non piangio, non piangerò. Signor Mogliera di Santo Brigante che porto pana, la lotta ammucciata, sopra la montagna da Sila Gigante non è piangiuto, non piangerò. Signor Nucolo per carrozzina, apparecchiato per una mangiata. Signor Curtientro, cucchiare e forcina, e chi ne sfrutta sta gamma fermata. Signor una strada, una picca petrosa, una maccatura che l'acqua t'ambuso, occhio che guarda alla tua libertà, non ti scantare, non piangerà. Signor l'amico che chiami e c'è sempre mare arraggiato, pulito a settembre. Io signor chi ne rallenta la fuiuta, piglio dolore senza chiangiuta. Rota che gira, pugno che bussa, aria che saglia, signor sorriso a una mala giornata. A mia sta vita mi dà meraviglia, come un sole di nevicata. Signor mi sale che penna di lato ti fa dispietto appena cunzato la perfezione di nuperò, ma io non piangio, non piangerò. Legna per fuoco, forza per vatta, mani per stringe, signor una porta lassata aperta, come una gioia che la vita ti cangia, come un gollo di lupi in trasferta. Io, signor lacrima che non va persa, perché non piangio, rido a rammersa. Bravo, che meraviglia! È meraviglioso il testo, è meravigliosa la tua interpretazione. Marco, un attimo puoi venire? Ci sono degli amici secondo me, che pensi? Una carrambata. Una carrambata perché qui a Protagonisti si devono fare queste cose felici. Certo, Eccoci infatti qua. io non sapevo che avessi invitato anche loro in questa prima Ma non te lo puntata, potevo svelare, certo, altrimenti certo. sapevi tutto. Ed è stato un vero quindi- piacere di incontrarli perché ci stiamo vedendo molto spesso, con loro ci incontriamo molto spesso perché io ho l'onore di essere stato inserito anche in uno dei loro spettacoli con Sativici. Quindi un lusso praticamente. è un lusso davvero, lusso, è un lusso perché perché poi la finalità è quella che è, per cui i loro spettacoli fanno sempre i sold out, vero o no? Per Verissimo. fortuna, perché vuol dire che c'è grande professionalità E e, io volevo- soprattutto sentimento. volevo far vedere anche, oltre a con Sativici è disponibile il DVD presso la sede della Terra di Piero, potrete anche informarvi su Facebook, su tutti i canali su cui è presente la Terra di Piero. 3 uomini e una seggia. Che l'abbiamo visto ed è divertentissimo. Ancora a casa ridevamo, Marco. Vero, foraffascino. E insomma, come vedete ci sono sempre parole in cosentino, quindi per confermare quello che diceva Sergio Crocco Ascolta poc'anzi. Marco, sulla Terra di Piero, Sulla Terra di Piero ci sarebbe tanto da dire, ma questo in dovrebbe poche parole raccontarci. Marco, Ma io sono forse la persona meno preposta a parlare della Terra di Piero, perché potrei soltanto fare tanti elogi per l'operato che ormai da anni porta avanti Sergio Crocco con tutti gli associati, i quali non vanno mai dimenticati, e anche i non associati che sono sempre vicini, col cuore, anche economicamente, anche con dei piccoli gesti per far sì che persone meno fortunate di noi possano anche avere un sorriso in più, possano avere anche un pozzo, possano avere quindi dell'acqua, possano avere anche grazie a loro un'istruzione, perché asili, meraviglia, sì, scuole in Tanzania e non soltanto sono state costruite e aperte grazie alla Terra di Piero. bene, un Lo dico applauso. Se vuole aggiungere qualcos'altro magari Sergio e Roberto su questo. Vuoi aggiungere qualcos'altro a proposito della Terra di Piero? Come Terra di Piero, che poi è il fine ultimo di tutti. Io sono convinto che senza la Terra di Piero non avrei scritto sicuramente le commedie, perché le commedie, tutto il ricavato delle commedie non va nulla a noi, va tutto ai progetti che abbiamo. Noi operiamo soprattutto in 2 campi, quello della disabilità, soprattutto infantile, quindi siamo riusciti a costruire il Parco Piero Romeo a Via Roma
accessibile a tutti i bambini, quindi con disabilità e senza disabilità, non vedenti e vedenti, e poi siamo riusciti. E poi l'altro campo è la Terra d'Africa, siamo stati in Centrafrica, in Madagascar, in Namibia, adesso torniamo il 20 aprile, torneremo per la quinta volta in Tanzania, dove siamo riusciti a costruire un altro parco simile a quello al parco Piero Romero, il primo in tutta la Tanzania è il centro d'Italia. Ci siamo riusciti perché noi abbiamo le idee, ma soprattutto perché abbiamo una città e un internet totalmente al nostro fianco, quindi appena facciamo un appello arriva tanta gente a darci una mano, altrimenti tutto quello che pensiamo rimarrebbe nel campo delle idee. Bene, un ultimo applauso perché sono delle cose nobilissime queste. Verissimo, Di Sergio, e ci auguriamo sempre di essere sensibili. E noi abbiamo finito, è la nostra però, prima puntata, però sono pronti i fusilli. Andiamo Marco, andiamo, vediamo l'ultimo. Sì, levate e scolate, così chiudiamo mangiando i buoni fusilli di nonna Ida e nonna Carmela. Buonissimi. L'applauso a queste nonne. Robertino, tu mangerai, ti piacciono i fusilli, Roberto? Moltissimo, A anche te piacciono i fusilli? Moltissimo, tra l'altro io non ho neanche mangiato oggi. E ora mangeremo insieme, va bene? Allora, si condiscono e così almeno finiamo. Ecco qua gli ultimi step. Sono buoni, mettiamo un buon sugo. Oh, che bello. E che odore? Tutto in diretta. Queste nonne sono state fantastiche. Ecco il sugo. Noi ringraziamo tutti gli ospiti intervenuti. Bambini, venite, dai, tanto siamo alla fine. Anzi, andiamo tutti al centro mentre loro preparano vicino a Robertino e a Sergio, dai. Vai, tutti gli ospiti qua, guarda, vicino ai nostri ospiti, mettiamoci qua. Buono. Ci siamo, almeno il primo piatto lo do a Marco. A me no, per carità. E a chi lo diamo? A Robertino. A Roberto. Dai, prendiamo con una forchetta. Sì. È al digiuno, okay, è al digiuno, facciamo Roberto. un piatto qua, il mestolo, mettiamo il formaggio. Eccoli i primi. Prendiamo la forchetta, una forchetta pulita. Grazie, il formaggio l'avete già messo ma lo mettiamo qua. Ecco i nostri fusilli, guardate un po', guardate i nostri fusilli. Viva le nostre tradizioni, viva la Calabria, viva tutto il sud d'Italia, viva l'Italia, ma viva le nostre tradizioni. Allora Roberto, a te il primo piatto. Grazie. E poi dirai se sono buoni, se sono venuti buoni. Però sapere, sì. No, va bene. Ok, e mentre noi mangiamo i fusilli, ora con i bambini, vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Grazie per avermi ospitato. Grazie a Marco Tiesi per averci fatto compagnia in questa nostra prima puntata. E noi chiudiamo così. È proprio come diceva Madre Teresa di Calcutta: ogni goccia forma il mare. Un bacio e alla prossima domenica. Grazie a tutti. Ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.